Colline del Conegliano Valdobbiadene Patrimonio UNESCO si passa alla seconda fase. Entro 120 giorni andrà presentato il piano degli interventi da attuare per valorizzare il sito. A 22 anni dalla condanna per aver ucciso una coppia di fidanzati, Santecover è libero per aver scontato la pena e lotta per la revisione del processo. Sono innocente, il vero assassino non ha mai pagato. Resta in carcere il 60enne marocchino arrestato domenica sera per aver tentato di uccidere la moglie e i 3 figli a Oderzo. Davanti al GIP l'uomo si è avvalso della facoltà di non rispondere. Autonomia, domani il vertice con tutti i ministri convocato a Roma, e alla vigilia di un passo forse cruciale il governatore Zaia pone l'accento proprio sulle finanze con una sorta di ultimatum. Multe e decurtazioni di punti per chi usa il cellulare alla guida, giro di vite della polizia locale di Treviso. Gli agenti utilizzeranno anche le auto civetta per sorprendere le irregolarità. Infarto nella notte, cordoglio nel mondo politico trevigiano per la morte improvvisa di Renato Zanivan, storico volto della sinistra. 22 giovani musicisti sono i componenti della Fisorchestra Armonia di Treviso, suonano cioè la fisarmonica classica. Buonasera, ben ritrovati con l'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Colline del Conegliano Valdobbiadene Patrimonio UNESCO si passa alla seconda fase. Entro 120 giorni andrà presentato il piano degli interventi da attuare per valorizzare il sito. Colline del Prosecco Patrimonio dell'Umanità. Dopo la festa si entra nella seconda fase, quella operativa. C'è da mettere nero su bianco come questo territorio sarà tutelato, reso accessibile ai visitatori, valorizzato. Un piano di gestione che dovremo presentare nei prossimi 120 giorni e quindi una bella messa in rete con tutte le amministrazioni, e soprattutto arriveranno un sacco di turisti. Pensi solo che le Langhe ne hanno 1,5 milioni all'anno, quindi qui ne faremo molti di più. L'idea che ho voluto portare io a UNESCO è quella dell'albergo diffuso, quindi utilizzare tutti i casolari, tutte le piccole realtà sparse nei vigneti e nelle colline, che dovranno essere rivalutate, rivitalizzate a fini turistici. E questo, la vera sfida è questa. Per Zaia la zona del Conegliano Valdobbiadene, sito UNESCO, porterà nuove opportunità sul fronte dell'occupazione. Strepitose, visto e considerato che avremo necessità di guide, avremo necessità di chi fa formazione, avremo necessità di posti letto, avremo necessità di ristorazione. Insomma, è un nuovo fenomeno, un nuovo rinascimento per le nostre colline, ma per il Veneto in generale. A chi ripete che alla monocoltura del Prosecco è legato anche l'inquinamento del territorio, il governatore replica così. Che prima a parlare della chimica zero in agricoltura sono stato io nel 2008-2009, che protesta giusta sul posto sbagliato, perché prima di tutto Prosecco in generale si è posto delle limitazioni che altre regioni viticole non hanno, e dall'altro voglio ricordare che la core zone, cioè la zona a patrimonio dell'umanità, è una zona che ha quei vigneti da oltre 200 anni, è una zona che per il 70% ha boschi, quindi almeno bisognerebbe informarsi anche un po' prima. Cartellonistica, osservatori panoramici, censimento dei casolari, ed è solo l'inizio. Di fronte il territorio ha un grosso lavoro da fare. Noi sindaci dobbiamo dedicarci il tempo per confrontarci, perché stiamo sviluppando delle belle realtà che, se ci confrontiamo, sicuramente possiamo costruire qualcosa di importante assieme. Ovviamente ci vuole una regia forte che noi vorremmo che continuasse con la Regione. La sfida che ci vedrà protagonisti nei prossimi anni sarà questa: trasformare il nostro territorio anche da un punto di vista dell'accoglienza, mantenendo le caratteristiche e le prerogative naturalistiche da un lato, ma dall'altro creando delle forme ricettive diffuse sul territorio che permettano ai turisti di trovare un luogo dove possono essere coccolati e godersi le nostre meravigliose colline. Nel 1995 il duplice omicidio dei fidanzati di Cordignano. Dopo 22 anni di carcere, Santecover ha scontato la pena, ma continua a professare la sua innocenza ed indica i colpevoli. Uno è morto, l'altro è fuori. Io non sono un assassino, dice, e punta sulla revisione del processo. Sei un assassino di libertà. Ha pagato il suo conto con la giustizia. Santecover da oggi è un uomo libero, ma non si stanca di professare la sua innocenza, sottolineando come il killer di Corrado Pianche e Paola Longo, i fidanzati di Cordignano uccisi nel settembre del 1995, sia ancora fuori. Nell'intervista rilasciata a Gazzettino nell'ultimo giorno di condanna da scontare, Cover, ora 68enne, continua a ribadire di aver passato gli ultimi 22 anni in carcere ingiustamente e vuole battersi per la revisione del processo per togliersi per sempre di dosso il marchio dell'assassino. C'è un errore però, perché io ho ucciso, io dico tutto sì, ma tranne che assassino.
Condannato all'ergastolo in primo grado, a 28 anni in appello, pena confermata in Cassazione, Covere ha mantenuto in carcere un comportamento ineccepibile, tanto da aver beneficiato di uno sconto di 5 anni. Ora ha chiuso il suo debito con la giustizia e comincia, dopo tanti anni dietro le sbarre, a pensare al futuro. Di trovarmi un lavoro, prima cosa, di fare per poco che mi rimane in vivere, passare dignitose vite. È rimasto in silenzio davanti al giudice, avvalendosi della facoltà di non rispondere. Il 60enne marocchino arrestato domenica sera per avere tentato di uccidere la moglie e i 3 figli a Oderzo. L'interrogatorio di garanzia davanti al GIP Piera De Stefani alla presenza dei suoi avvocati. Il magistrato ha convalidato l'arresto e ha accolto la richiesta della procura confermando la custodia in carcere. A scatenare la sua furia sarebbe stata la richiesta di maggiore libertà della moglie. La donna, accoltellata per prima, non è in pericolo di vita, mentre grave è il figlio 34enne raggiunto da un fendente all'addome che gli ha perforato il fegato. Più lievi le lesioni sulla figlia 18enne e l'altro figlio 21enne. Il 60enne ai suoi legali ha raccontato che i ferimenti sarebbero avvenuti nel corso di una sorta di rissa, una lite familiare degenerata. L'autonomia, ora domani il vertice con tutti i ministri convocato dal ministro delle finanze Tria, e alla vigilia di un passo forse cruciale il governatore Zaia mette l'accento proprio sulle risorse economiche con un ultimatum. Io non firmerò mai norme finanziarie che siano una presa in giro per il Veneto e in generale non voglio firmare finte autonomie. Alle spalle le immagini delle colline del Prosecco patrimonio UNESCO, seconda vittoria personale in poche settimane dopo Cortina Milano 2026. Ma quello che sarebbe il terzo Brindisi è decisamente un'altra partita. Vigilia di quello che lo stesso ministro Erika Stefani ha definito il super vertice, tutti i ministri al rapporto dalle 8:30 del mattino di domani da Giovanni Tria, titolare del dicastero cruciale per l'autonomia, ovvero le finanze. Un punto sul quale Zaia non mette un paletto ma una vera e propria barriera contro le proposte circolate dal Movimento 5 Stelle. Evitiamo che ci sia qualcuno che si inventa norme finanziarie come quella che è stata fatta circolare ieri, secondo la quale l'extragettito del Veneto dovrebbe diventare l'opportunità per creare la nuova cassa del Mezzogiorno. Io penso che i cittadini del Sud siano assolutamente delle persone in gamba e non degli sprovveduti che non si facciano prendere in giro. Al cosiddetto fondo di perequazione Zaia oppone la norma finanziaria già prevista dal progetto di autonomia veneta. Si parte da una spesa storica che peraltro ci penalizza, perché noi siamo virtuosi. Se entro 3 anni non si va ai fabbisogni standard, si applica la spesa media storica nazionale. Voglio ricordare che i fabbisogni standard non sono un'invenzione di Zaia e dell'autonomia, ma sono obbligatori, il loro calcolo obbligatorio dal 2009 per una legge nazionale, quindi questo Paese è inadempiente. L'autonomia zoppica ma si muove, dice il governatore, adesso attendiamo solo la controproposta del Consiglio dei Ministri, ma c'è la seria possibilità di portare a casa molto meno di quanto chiesto, a partire dalla scuola. La Costituzione dice che posso chiedere 23 materie, le elenca, poi all'interno di ogni materia vedremo cosa si può portare a casa, ma che ci sia qualcuno che è arrivato ieri o l'altro ieri a dirmi che 23 materie sono troppe vuol dire, primo, deve avere un po' di buona educazione, secondo, deve leggersi la Costituzione, terzo, deve rispettare 2.317.000 veneti che sono andati a votare per l'autonomia. Il bersaglio è Luigi Di Maio che su Facebook in queste ore scrive: l'autonomia è nel contratto e si farà, ma sarà un'autonomia per tutti gli italiani, equilibrata e giusta. Di spaccare il paese in due e lasciare il centro-sud isolato non se ne parla. Mentre Liberi e Uguali presenta a Roma una mozione per chiedere che prima dell'autonomia si definiscano i livelli essenziali delle prestazioni, assicurando risorse agli enti, altrimenti, dicono, l'autonomia così come è stata pensata sarà la tomba del Sud. Vogliamo fare in modo che quelli di Serie B, spesso del Sud, diventino di Serie A. Se fanno il nostro progetto lo saranno di Serie A, altrimenti finiremo ancora per vedere cittadini del Sud che in assenza di autonomia saranno ancora costretti a farsi le valigie per andare a curarsi fuori regione. Il nostro interesse è che tutti vadano bene, è questo che ancora a Roma qualcuno non ha capito. Su diverse posizioni, quelle del vice premier pentastellato Luigi Di Maio, che poco fa ha aggiunto sull'autonomia: qualsiasi riparto di risorse economiche verso le regioni che la stanno chiedendo dovrà prevedere livelli essenziali di prestazioni per tutte le altre regioni ed un fondo di perequazione per fare in modo che ci sia un meccanismo di solidarietà verso tutte le altre regioni. Poi si farà un aggiornamento costante che porti a far sì che quando si trasferiscono i
i soldi alle regioni, nel momento in cui queste hanno un extragettito lo condividano con tutte le altre. Questo, ha commentato Di Maio, è un principio sacrosanto che ci permetterà di fare un'autonomia cosiddetta light, che non abbia un impatto sulle altre regioni. L'Assemblea dei soci di Asco Holding ha votato oggi il rinnovo del Consiglio di amministrazione, che vede Giorgio Giuseppe Della Giustina confermato presidente. Conferme poi anche per i consiglieri Loris Rizzetto ed Alberto Cappelletto, nuova nomina per Giovanni Zoppas e Maurizio Bonotto. Parliamo ora di vaccini. Scaduto oggi per le famiglie l'obbligo di presentazione della documentazione a scuola. Nella Marca sono 700 i bimbi delle materne completamente scoperti. Ultimo giorno oggi per presentare nelle scuole la documentazione relativa alla vaccinazione dei bambini in base alla legge Lorenzin. Le famiglie devono depositare l'attestazione dei vaccini eseguiti o la prenotazione all'ULSS di riferimento. Tempo 10 giorni e sarà formalizzato per gli inadempienti lo stop alla frequenza scolastica. Per l'anno scolastico 2019-2020 non ci saranno infatti le proroghe stabilite lo scorso inverno dalla circolare dei ministri Grillo e Bussetti. La discussa legge Lorenzin rimane dunque in vigore, visto che a tutt'oggi è ancora all'esame del Parlamento il cosiddetto obbligo vaccinale flessibile. Obbligo per i bimbi da 0 a 6 anni, quelli cioè che frequentano asili nido e scuole materne, pena l'esclusione, modalità differenti per elementari, medie e prime 2 anni delle superiori fino a 16 anni, dove per la mancata vaccinazione la norma prevede delle multe. Nella Marca trevigiana i bimbi da 3 a 6 anni che non sono stati sottoposti a nessuna vaccinazione sono quasi 700 e per loro, stando alla legge, non sarà possibile entrare in classe a settembre. Altri 2000 sono i ragazzi dalle elementari alle superiori, per una percentuale complessiva che sfiora il 3%. L'azienda sanitaria si concentrerà innanzitutto sul richiamo dei piccoli completamente scoperti, nell'intento di ridurre il più possibile il numero dei bambini che in autunno non potranno andare a scuola. Giro di vite della Polizia Municipale di Treviso nei confronti degli automobilisti che usano il cellulare alla guida. Da domani scattano multe e decurtazione di punti dalla patente. La Polizia utilizzerà anche autocivetta per scovare le irregolarità. Giro di vite a Treviso per chi utilizza gli smartphone alla guida. Semplice capire il perché. Veicoli che sbandano, frenate improvvise o ancora peggio tamponamenti ed incidenti stradali sono le conseguenze della guida con il cellulare che distoglie lo sguardo dei conducenti dalla strada per rispondere a messaggi o leggere mail. Ecco allora che la Polizia Municipale di Treviso, per contrastare questo dilagante fenomeno, ha deciso di controllare con servizi svolti non solo con le auto d'istituto perfettamente riconoscibili, ma anche con auto civili, gli automobilisti incoscienti. Nel 2018 in tutta Italia l'uso del telefonino, perché è la condotta distratta, ha causato quasi 25.000 incidenti, il 14,6% delle cause di incidenti stradali in centro abitato, per cui è un fatto molto molto grave. Più che giro di vite direi un giro di sensibilizzazione nuova. Dobbiamo convincerci che guidare con il cellulare crea molto molto pericolo. In giorni e orari diversi degli agenti circoleranno con auto civili e nel caso in cui i conducenti saranno intenti ad usare il cellulare si procederà con l'immediata contestazione. Teniamo conto che nel 2018 sono stati elevati 52 verbali, però con auto normali della polizia locale. Adesso con l'autocivetta sicuramente ci sarà un incremento. L'automobilista pizzicato con il telefono in mano mentre guida cosa rischia? Attualmente incorre in una sanzione amministrativa di 165 euro e la decurtazione di 5 punti, però se questa violazione avviene in 2 anni c'è anche la sospensione della patente fino a 3 mesi. Questo a dimostrare che cosa? Che questo è un problema reale, guidare con il telefonino è molto pericoloso. Dunque i trevigiani sono avvisati? Sì, i trevigiani e tutti quelli che vengono a Treviso sono avvisati, infatti quello che volevamo fare era comunicare alle persone che stiamo attivando questi controlli, quindi facciamo attenzione e guidiamo sempre con la massima attenzione senza usare il telefonino. Profondo cordoglio a Treviso per l'improvvisa scomparsa ieri in un incidente sulla Treviso Mare di Walter Ross. Rimangono molto gravi le condizioni della moglie che era in sella con lui alla moto. Sentiamo.
Cioè non ci sembra vero, ancora non ci crediamo. La notizia della scomparsa di Walter Ross ha lasciato senza fiato i tanti amici e soprattutto i colleghi del Celtic Pub. Il locale in centro storico a Treviso era la sua seconda casa. Walter, fra queste mura, era molto conosciuto dal popolo della notte che ogni sera, varcando le porte del pub di via Roma, lo vedevano sorridere dietro al bancone quando serviva le birre. Walter era una persona allegra, sempre sorridente, sempre di buon umore, potevi scherzarci quando volevi, per noi era un fratello, era tutto. Bastavano poche parole per entrare in confidenza, il classico barista con il quale ci si sofferma per ore a parlare, una persona che sapeva ascoltare, che sapeva farti ridere. Eri giù di morale, lui ti tirava su, ma bastava guardarlo perché ti tirasse sul morale, sempre pieno di vita. Lui aveva sempre voglia di vivere. Walter Ross, 54 anni, abitava a Silea con la moglie Elena, tuttora ricoverata in gravissime condizioni all'ospedale dell'Angelo. Aveva lavorato per diverso tempo per una ditta di disinfestazioni, ma da 8 anni ogni sera scendeva a Treviso con il suo scooterone per mettersi dietro al bancone. Pochi mesi fa Walter era andato in vacanza a Tenerife per qualche giorno di relax, ma oltre al mare e al sole amava passeggiare con il suo cane e andare a pescare. Perché lui lo faceva tutti i giorni, cioè se lui lavorava la sera, lui la mattina ci andava a fare un giretto, faceva andata e ritorno, lui aveva voglia di vivere. Walter poi alla sera tornava ad occuparsi con maniacale precisione del pub. A volte i colleghi lo prendevano in giro per com'era preciso, ma ora che non c'è più ci si rende conto di quanto mancherà la sua simpatia. Come faremo senza Walter? E lutto nella politica trevigiana con la notizia dell'improvvisa scomparsa di uno storico volto della sinistra, Renato Zanivan, stroncato nella notte da un infarto. Che ci sia una riflessione fatta tutti quanti assieme sulle cose che devono essere migliorate, sulle cose che devono essere accelerate, sulle cose che devono essere messe in moto che ancora non sono state. Era così Renato Zanivan, un mediatore che cercava il dialogo, il confronto, la trattativa, pur restando fedele alla sinistra e ai suoi capisaldi. Il mondo politico trevigiano è in lutto. Un infarto ha stroncato Zanivan nella notte a soli 70 anni. Volto storico della sinistra cittadina, esponente di Sinistra Italiana, a lungo segretario di SEL, tuttora in prima linea, aveva partecipato all'ultima riunione di coalizione civica soltanto lunedì. Originario del Bellunese, ma trevigiano d'adozione da oltre 20 anni, è stato colto da un malore improvviso, fatale, che ha lasciato la famiglia, i tanti amici, gli stessi avversari politici nello sconcerto e nel dolore. Era lui, durante l'amministrazione Manildo, a mediare tra SEL e il resto della maggioranza. Se riusciamo a far partecipare le persone alle decisioni di questa amministrazione, diamo più forza all'amministrazione stessa e diamo soprattutto alla gente il senso dei tempi. Senza fare sconti a nessuno, come sulla cittadella sanitaria. Questo impegno di spesa da parte dell'ULSS di Treviso non comporta il fatto che su altri settori non si interviene? Questo non lo sappiamo. Nell'agosto del 2018 aveva sottoscritto la denuncia per istigazione all'odio razziale nei confronti di Matteo Salvini. L'associazione Partigiani ne ricorda la lucidità politica, la profonda umanità riconosciuta da amici e avversari e parla di vuoto incolmabile. Solo domani la famiglia e gli amici più stretti decideranno come ricordare Zanivan. Anche nel lavoro quotidiano. Linea alla regia per la pubblicità, ci rivediamo tra poco. Eccoci nuovamente in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali. Colpi di sonno alla guida. Chi soffre di apnee notturne deve sottoporsi ad una serie di controlli per poter rinnovare la patente. Un'odissea alla commissione medica con ben 20 visite, racconta l'ex senatore opitergino Walter Bianco, che propone degli emendamenti alla legge. Sentiamo. Sindrome da apnee notturne ed il rinnovo della patente si può trasformare in un incubo, poiché chi soffre di questa patologia può essere soggetto ad improvvisi colpi di sonno ed ha una percentuale molto più alta di provocare incidenti. Nuove direttive impongono per il rilascio o il rinnovo della patente un preciso iter, percorso che a Treviso si è trasformato in un'odissea.
Un incubo con 20 viaggi Oderzo-Treviso accompagnati da mia moglie e ritorno, un incubo di visite mediche, strumentazioni, poi tra l'altro strumentazioni consegnatemi da utilizzare di notte a casa da solo. Quale legalità possono avere questi strumenti, queste misurazioni, se non sono controllate da chi dovrebbe controllarle? La denuncia è dello Pitergino Walter Bianco, ex senatore della Repubblica, una lunga carriera politica alle spalle, che dopo essere finalmente riuscito a rinnovare la patente ha deciso di impegnarsi per rendere meno difficoltoso e più efficace l'iter per le persone che devono sottoporsi all'esame della Commissione Medica Patenti. Un'occhiatina alla legge, perché è stata recepita malamente e credo che questa legge debba essere interpretata in maniera più consona. Di qui la proposta di una serie di emendamenti alla legge. La proposta è una serie di emendamenti relativi alla legge che regola appunto la commissione medica per effettuare le visite mediche eccetera, e questi emendamenti prevedono l'autocertificazione sottoscritta dal paziente, perché in questo momento invece diventa un'autocertificazione senza sottoscrizione, senza la firma, e di conseguenza non ha valore legale. Chi è che risponde? Ed ecco, forse questo è il motivo per cui i medici della commissione medica non si prendono questa responsabilità. Ecco, se anche voi volete segnalarci qualcosa che secondo voi non funziona, c'è la nostra rubrica, lo dico ad antenna, spazio dedicato proprio a voi telespettatori, segnalateci i vostri problemi, i disagi, noi interverremo, potete farlo con le consuete modalità inviando un sms o un WhatsApp al 351 17 55 340, oppure inviate una mail a redazione@antena3.it, o ancora potete lasciare un messaggio alla nostra segreteria telefonica allo 0422 02 30 898. Parliamo ora di musica con 22 giovani musicisti che sono i componenti della Fisorchestra Armonia di Treviso, suonano cioè la fisarmonica classica. Treviso è la fisarmonica, connubio che si rinnova grazie ai giovani musicisti dell'associazione Armonia, fondata 35 anni fa per valorizzare uno strumento che nelle mani di ragazzi appare quasi strano, la fisarmonica classica. Non è così consueto, bisogna un po' lavorare sul territorio, portare la fisarmonica sin dalle scuole primarie, secondarie, poi dopo io insegnando al liceo ho la fortuna di avere un bacino di ragazzi, e infatti molti di loro sono quasi tutti i miei allievi o ex allievi che adesso studiano in conservatorio. Mi piace, e poi il modo che suoniamo, che è molto variato, rispecchia proprio la versatilità di questo grande strumento. La giovane età di questi ragazzi, insomma, fa ben sperare anche per il futuro, no, di questo strumento. Assolutamente, noi abbiamo, grazie anche al maestro Mirko Satto, avuto un nuovo impulso in questi ultimi anni e in effetti stiamo andando molto bene. Per il 27° anno consecutivo l'associazione promuove al Teatro Comunale di Treviso la rassegna internazionale di Fisorchestre, che vedrà venerdì sera sul palco i 22 musicisti di armonia e i colleghi svizzeri della Swiss Accordion. Tutti ragazzi giovani, inizieremo un programma con delle trascrizioni di Rossini, del Barbiere di Siviglia, poi ascolteremo dei brani originali, ovviamente tutti adattati ed arrangiati per orchestra. È uno strumento versatile che si adatta bene a qualsiasi repertorio, per cui non è uno strumento solo per il folk, diciamo, come può essere conosciuto, è uno strumento che si adatta bene anche alla musica classica, al jazz, al varietà e al tango. Ed ora la nostra nuova pagina dedicata alle notizie dalla provincia di Belluno. L'opposizione del Comune all'attacco della Giunta Massaro, i quartieri sono abbandonati, emergenza sicurezza e viabilità a Cavarzano, dice il capogruppo consigliare della Lega, Dappian, che aggiunge bisogna dare risposte ai cittadini.
Rivedere la viabilità dei quartieri per la loro sicurezza e la loro vivibilità. Per il gruppo consigliare della Lega di Belluno è un imperativo dal quale l'amministrazione comunale non può prescindere per dare risposta ai cittadini che reclamano attenzione e ascolto. Più di 340 i firmatari di una petizione a Cavarzano attraverso la quale si chiede al comune di intervenire con urgenza. È un quartiere che ha bisogno un po' di sicurezza sulle strade. Ieri c'è stato un incidente qua davanti che è abbastanza serio, ma è una cosa quotidiana. Cittadini di seconda categoria. Basta guardare i marciapiedi, sono tutti distrutti. Sì. Non serve, si basta farsi un giro un attimo. Eccolo il marciapiede di via Pellegrini, ovunque ci si giri l'incuria del tempo è ben visibile. La mancanza di risorse è una spada di Damocle che pende sopra il capo dell'amministrazione comunale che guarda i fondi per la riqualificazione urbana destinati in gran parte però alla Crepadona, alle Gabelli e al rifacimento del piazzale della stazione ferroviaria. Il carroccio non ci sta e tira dritto. La domanda che noi ci poniamo, ma che si pongono i cittadini, dov'è l'amministrazione? Perché non si può fare i proclami nei social, nei giornali e poi il tutto rimane aria fritta. Per Cavarzano la Lega pensa a convocare un'assemblea pubblica per tradurre in proposte il malessere della gente. Credo proprio che ci serve una ridefinizione proprio urbanistica, perché è un quartiere, voglio dire, molto popoloso, anche vitale, cioè basterebbe poco. Vengo spesso qua, qui c'è una rotonda che è più pericolosa di un semaforo. Le richieste del comune di Belluno sono state fatte tante, ci dicono sempre sì, non ti preoccupare, non fanno niente. Sono tanti anche incidenti abbastanza gravi, insomma. Quindi la richiesta è corretta, quella di intervenire immediatamente? Certo che è corretta, e come anche. Devono intervenire assolutamente. La cultura ora, perché forse non tutti sanno che la caratteristica inclinazione della gondola veneziana si deve alla maestria di Giovanni Casal di Zoldo ai primi dell'Ottocento nello Squero ai servi di San Marcuola. Proprio ai capolavori degli squerarioli zoldani è dedicata una mostra ospitata in Val di Zoldo e realizzata con la Fondazione dei Musei Civici Veneziani. Una mostra che racconta l'emigrazione ma anche il forte legame tra Belluno e la laguna e che ci parla delle molti mani sapienti e delle menti eccelse che a Venezia posero le basi alla cultura del fare. Parliamo dei capolavori degli squerarioli di Zoldo che hanno segnato una parte importantissima della storia di Venezia. E noi crediamo che la montagna, al di là delle bellezze che offre, debba saper raccontare storie di vita, di gente che dalla montagna, dalle Dolomiti, è partita per Venezia, ha saputo fare la differenza e noi siamo orgogliosi di questo. E vogliamo che chi viene a Zoldo senta, oltre a vedere le bellezze, senta anche l'intensità di questa storia. L'evento, presentato a Palazzo Piloni, sarà ospitato a Fusine di Val di Zoldo a partire dal 13 luglio fino al 27 ottobre ed è stato realizzato con la Fondazione dei Musei Civici Veneziani. I musei di Venezia devono parlare con le comunità, prima di tutto la comunità veneziana, ma poi tutte le comunità della città metropolitana. E quando io parlo di città metropolitana vado oltre i comuni legati a Venezia, perché c'è una contaminazione proprio sul territorio. A Fusine saranno esposti i modelli di quelle barche che resero i Casal famosi in tutto il mondo, da un'autentica imbarcazione degli anni 30 a 11 modelli opera di Antonio Giuseppe Casal provenienti dal Museo Correr di Venezia, oltre a 2 opere di Valentino Besarella, la cui bottega sono attribuiti intagli e intarsi realizzati sulle gondole dei Casal. Noi abbiamo dei depositi d'arte dove abbiamo degli oggetti che possono tranquillamente, come in questo caso, essere esibiti e mostrati, anche perché abbiamo un discorso di flussi turistici e quindi è bene riuscire proprio a spingere nelle zone bellissime che abbiamo attorno a Venezia. Una mostra ma anche una sfida per rafforzare legami che raccontano ciò che è stata Venezia nella storia. E noi vogliamo collegare le Dolomiti, che è la terra dalla quale naturalmente sono partite, e dall'ingegno di noi montanari abbiamo segnato, l'ingegno ha segnato comunque una fetta importantissima della storia di Venezia. Ed era questo l'ultimo servizio, vi ricordo tra pochissimo torna a 20:10, questa sera ospite di Ferdinando Avarino, l'assessore regionale alla cultura e al territorio Cristiano Corazzari. È tutto dunque per l'edizione trevigiana dei nostri TG, grazie per essere stati con noi, come sempre uno sguardo alle previsioni del tempo in chiusura. Arrivederci. Vacilfrutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina.
l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso. Benvenuti al meteo. Tempo sostanzialmente buono sul nostro territorio con la consueta instabilità pomeridiana. Ma vediamo il dettaglio di giovedì 11 luglio. Sul Veneto al mattino sarà asciutto e stabile, tuttavia con cielo a tratti anche coperto. Dal pomeriggio sarà possibile qualche acquazzone sui rilievi alpini, in locale sconfinamento alle pianure limitrofe, ma migliorerà ovunque già entro la serata. Temperature stazionarie calde ma con clima non opprimente, minime comprese tra 14 e 20 gradi, valori massimi compresi invece tra 26 e 30 gradi. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, dove il cielo sarà molto nuvoloso coperto un po' ovunque con temporali sui monti ma via via anche sul resto della regione, specie nella seconda parte della giornata. Temperature minime tra 16 e 20 gradi, massime oscillanti invece tra 25 e 28 gradi. Uno sguardo infine alla situazione del Trentino Alto Adige, dove prevarrà un tempo stabile al mattino, poi col passare delle ore saranno possibili dei fenomeni instabili un po' su tutta la regione. Temperature minime sui 15 e 17 gradi, massime tra 28 e 29 gradi. Bene, dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto. Arrivederci. Bacil Frutta, Adriatica, la Valle dei Sapori, Acqua Marina, l'arte del buon gusto. A Bacil di Breda, Treviso.